In 2 giorni hanno superato 2 milioni di visualizzazioni con la loro versione in napoletano di Bohemian Rhapsody, la canzone simbolo dei Queen di Freddie Mercury. E loro sono un duo che nasce a Napoli ma che attraverso il web sta raggiungendo ogni angolo del pianeta, grazie alla loro creatività, alle loro voci, al loro impasto vocale. E loro sono Viviana e Serena, ma in arte sono il duo Ebanesis. Benvenuti a Vulcanici. Ciao, grazie mille. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, io so che nella vostra Bohemian Rhapsody, che poi ci farete ascoltare durante Vulcanici, c'è il termine Addovà. Il vostro nome Ebanesis ricorda Eban, Sì. cioè Esatto. un termine della Parlesia. Lo raccontiamo per chi non è di Napoli. La Parlesia era un codice, un gergo che utilizzavano musicisti, spesso anche prostitute o marinai, per capirsi tra di loro. Certo, parlare tra loro e non farsi capire dagli altri. Soprattutto da Oyam, dal padrone. Esatto. Ma come vi è venuto in mente di chiamarvi Ebanesis? Beh, noi volevamo rifarci a qualcosa di... Comunque, allora, la Parlesia poi col tempo è diventata quasi una tradizione, quasi un fatto di tradizione. Per cui volevamo legarci a qualcosa di tradizionale che venisse appunto da dove veniamo noi, dalla vostra terra, dalla nostra tradizione, dalla nostra terra, e tra tutte le parole esistenti in questo elenco ci piaceva tanto Eban, perché legato a sis, che è il diminutivo di sisters, perché nella vita siamo amiche, molto amiche, come fossimo sorelle, ci piaceva tantissimo Eban legato a sis, dava anche un altro senso, cioè ci hanno detto sembra un fiore, un nome esotico, sembra un nome esotico, e comunque quindi... venendo anche dalla tradizione, io e lei abbiamo iniziato con la posteggia a lavorare assieme. Quindi avendo comunque l'esperienza di suonare insieme con quella appunto dei posteggiatori, dei musicisti ambulanti, ci piaceva comunque ricordarci qualcosa della Parlesia, ma introdurlo insomma all'interno del nome del nostro duo in qualche modo. E quello che più ci piaceva era Eban, ma come suono, non come significato. Perché Eban significa? Esordio. Vabbè, comunque l'abbiamo scelto anche perché insomma, magari portafortuna. Sì, anche per portafortuna, lo teniamo come portafortuna. Perché no? Allora, come vi spiegate questo fenomeno? 2 milioni in 2 giorni ed è in crescita il numero delle visualizzazioni della vostra Bohemian Rhapsody, che è chiaramente un omaggio a Freddie Mercury e non solo però, perché è in napoletano, no? Sì, è un omaggio alla lingua, però parlane tu. 2 milioni di visualizzazioni in 2 giorni non lo sappiamo, questa è una cosa che noi non possiamo sapere perché è accaduta. Sicuramente devi considerare che comunque la canzone di per sé, in quel periodo, soprattutto quando è uscito il film, era molto seguita. Ed è ancora, credo, il brano più ascoltato, quindi ha superato il a record dei 2 miliardi di passaggi radiofonici in un anno. Quindi. Esatto, e ti dirò, non l'abbiamo fatto per questo, anzi lo abbiamo rischiato grosso e ci sono state anche molte critiche, ti dico la verità. Dai puristi magari, no? Certo. Però insomma ci è venuta così, l'abbiamo fatta e siamo contenti del risultato, non ci aspettavamo questo risultato, quindi non ti sappiamo dire perché. Bene, allora una domanda che rivolgo a entrambi, Viviana Cangiano e Serena Pisa, non ho detto i vostri cognomi. Concetta Barra, Giulietta Sacco, Lina Sastri, Fausta Vetere, nel passato della canzone napoletana ci sono nomi che, come dire, fanno tremare i polsi, Angela Luce e molte altre. Quali sono le vostre figure di riferimento in quanto cantanti e cosa significa essere cantanti donne nella tradizione napoletana? Beh, allora io parto dal presupposto che io nasco in realtà come attrice, non come cantante, magari al contrario di Serena, che ha lavorato molto di più con la musica che con il teatro o il cinema, insomma, in generale. Quindi non ho un vero e proprio io personalmente, Viviana, non ho un vero e proprio riferimento. Diciamo che allora, noi ci compensiamo proprio per questo, perché io vengo da una situazione molto più musicale, molto più pop, mentre lei da un punto di vista popolare, molto più, non popolare, folk, classico, della tradizione, lei viene da lì, per cui ci siamo letteralmente compensate. Ebanesis infatti è un misto fra pop, folk, non si capisce che è. Sì, cioè, è difficile anche definire il genere, Quindi non ho un riferimento vocale preciso, però ho sempre ascoltato musica classica napoletana, quindi Fausta Vetere, Rosalia Maggio, Concetta Barra, insomma ce le ho nelle orecchie proprio, suonano continuamente nelle vene. Nelle vene, sì. Sicuramente la Sastri, Ria Rosa, che è una delle prime femministe del Novecento napoletano, Edith Piaf, che può sembrare assurdo, in effetti è una cantante francese, ma io mi sono innamorata, una delle più belle voci di sempre, sono innamorata del suo essere totalmente terrena, cioè lei quando canta a me mi pare napoletana, quindi mi sono innamorata di questo e delle sue canzoni, quindi c'è anche questo che cantava con l'utero.
Qualcuno diceva che cantava con Che l'utero. cantava con e l'utero. quindi, va bene. D'altronde, difficile definirvi, però, come diceva Duke Ellington, la musica non è né jazz, funky, blues, ma o è bella o brutta. Quindi, in questo caso, bella musica. Grazie. Allora, in particolare, questa vostra esperienza anche di analisi, di cover, e noi oggi ascolteremo, oltre a Bohemian Rhapsody, anche il gatto nero dello Zecchino d'Oro nella versione a Iatta Nera, e poi anche un mix di terra, che non è una cosa da menù, ma Amara Terra Mia di Domenico Modugno e Terra Mia di Pino Daniele e così via. Però in particolare voi siete arrivati anche a toccare una produzione inedita e vediamo tra l'altro tra pochissimo anche questo video Per me. Ce la raccontate un attimo cos'è Per me e cos'è questo disco che vi vede protagoniste? Sì. Bene, in effetti noi l'anno scorso ad aprile abbiamo avuto la proposta di fare un disco, il nostro primo disco, dalla Vagabundos, che è diretta da Pino Pecorelli, Angelo L e Mario Tronco, che sono alcuni dei musicisti dell'orchestra di Piazza Vittorio. Tra le varie cover che abbiamo proposto ci hanno chiesto 3 inediti e di questi 3 ce ne sono 2 di Alessio Bonomo e anche Per me, che adesso ascolteremo. Ecco qui. Questa è Per me, ce la vediamo un attimo, questo è il video ufficiale. Sta passando la nottata, io stasera tengo voglia di sci, che capilla asciutta, ma stasera qualcosa è cagnata, passa per specchio, vuoi marò, becanata, io stasera non ne voglio E questa sapere. Per me è contenuta nell'album Serendipity. Invece di Serendipity qui abbiamo la fusione dei due nomi. C'è la fusione ovviamente dei nostri nomi, ma deriva da serendipity, ovvero serendipità. Serendipity non è molto usato, serendipità nel linguaggio. Serendippo. Esatto. Però comunque è l'abilità a fare scoperte del tutto inaspettate. Ed è quello che succede a noi ogni volta che ci viene un'idea, che magari pensiamo ad un brano ma poi andiamo a finire da un'altra parte. Andate in una strada non attesa. Esatto, non attesa, assolutamente no. E quindi serendipity. Domanda invece, curiosità personale, dove vi vedete per provare e come provate? Ci vediamo sono ben come due nel video. location, ben due location. Nel video c'è una delle location che è casa mia. Ecco. Di solito ci vediamo lì. Ma Dove provate? In un ma salotto, noi in una in realtà camera, non in abbiamo un cucina? posto fisso. No, dove registriamo il video è casa mia quasi sempre. Ok. Però il posto in cui proviamo, eccetera, eccetera, a volte tipo in macchina, tra un viaggio e l'altro, non abbiamo tempo di metterci a provare e quindi lo facciamo, che ne so, facciamo un evento privato per dire tra una pausa e l'altra proviamo, ad esempio. Il posto più strano dove avete provato? Sembra chissà cosa. Sembra un po' Cosa il più posto strano più dove l'avete strano. fatto? Dove l'abbiamo Senza le prove. Oddio. Adesso non entriamo troppo nei particolari. No, però vabbè, detto comunque ciò, in macchina. In macchina perché comunque usare la chitarra in macchina tra E me guidare, e lei. no. No, guidare no. Ah, Con la non è macchina vero, sì. non ti Oddio. ricordi? Che cosa? Una volta siamo state per 2 ore, te lo giuro, sopra uno scoglio. Ah, è vero. Che per raggiungerlo non è stato facilissimo. Tra me e Viviana che siamo un po' goffe a mare. Trovammo questo scoglio, volevamo provarci delle cose, volevamo sentire con i suoni del mare. E arrivammo lì a provare ben 2 ore sotto al sole, finché poi ci rendiamo conto che Su uno c'erano anche degli scoglio. amici che ci aspettava sulla spiaggia. E quindi poi siamo E ritornate. non era un falò, diciamo. Arriva, No. sì. Va bene. Allora, come facciamo a tutti i nostri ospiti, anche a voi facciamo una richiesta, cioè quella di portare un vostro vinile del cuore. Sì. In questo caso mi rubo un attimo Viviana, perché Sì. tu non ti chiami Viviana per caso? No, per caso no. Allora, noi abbiamo scelto Canto a Viviani, Sì. Raffaele Viviani, il grande del... di Raffaele Teatro Viviani, Canzone Napoletano. autore al quale io e Serena siamo molto legate. Sì. Ma lo sono io in particolar modo perché mio padre, che è un attore di teatro da più di 30 anni, insomma, è un cultore di Raffaele Viviani. A casa c'è di tutto, anche un quadro di Raffaele Viviani, per cui io sono cresciuta con Raffaele Nel Viviani. culto. Esatto, nel culto di Raffaele Viviani. E, insomma, quando mio padre e mia madre si sono conosciuti, tra l'altro durante uno spettacolo di Raffaele Viviani, Naturalmente. Galeotto su Viviani. esatto, mi hanno chiamato, poi quando sono nata mi hanno chiamato Viviana in onore di Raffaele Viviani. Insomma, quindi io porto nel cuore quest'autore e abbiamo scelto perché poi anche Serena Anzi, lo è. mostratelo in quella telecamera. Ecco qua. Ok, eccolo Canto a lì. Viviani. Canto a Viviani. Questo tra l'altro è un disco firmato da Enrico Fiore, uscito per il centenario della nascita del grande drammaturgo. Sì. In questo disco, che è curato da Nunzio Gallo e organizzato, quindi l'organizzazione generale di Leonardo Ippolito, tra l'altro papà del produttore di questa trasmissione, Vulcanici, il caso vuole, tutto torna, come vedete. Sì.
E nel disco ci sono Franco Acampora, Concetta Barra, Peppe Barra, Antonio Casagrande, Maurizio Casagrande, i fratelli Gianfranco e Massimiliano Gallo, Rosalia Maggio, Angela Pagano, Mario Scarpetto e con la direzione d'orchestra di Tonino Esposito. Insomma, un disco di tutto rispetto. Sì. Cosa avete scelto da questo disco? Abbiamo scelto Un'ammurata mia, cantata da Concetta Barra. Anche quando parlate sì, noi spesso, come qui qua. Diciamo, sì, spesso facciamo all'unisono proprio, diciamo, come le cose. I Pooh e qui qua fanno così. Quindi non so se adesso potremmo dirlo dietro. Un'ammurata mia. Questa è nella versione di Concetta Barra. Concetta Barra. Eccomi pronto con il vinile, la puntina è lì e nel frattempo l'ascoltiamo. Mentre l'ascoltiamo chiediamo a voi di poter lasciare la vostra firma sul guestbook ufficiale di Vulcanici. Okay. Oh, vai Serena che tu c'è la scrittura carina. Quindi tocca a voi. E qual è il primo brano di Viviani che hai imparato tu? Mimì di Montemurro, che è presente in questo vinile, sì. Anzi, Mimì di Montemurro, mio padre mi faceva fare le prove sul terrazzo, scendevo e facevo tutto davanti ai parenti con un ombrellino e una paglietta in testa. Sì, era proprio Mimì di Montemurro, sì. L'altra. Nel frattempo io mostro in telecamera anche l'interno di questo disco che è molto bello perché ci sono immagini proprio di Raffaele Viviani, ci sono alcuni ritratti fotografici di Viviani, c'è anche un Viviani con la maschera leggendaria di Pulcinella. Sì. Grazie a voi. Grazie a voi. Due Banesis, tra pochissimo vi vediamo sul palco. Ha dato il titolo al più importante brano dell'intera storia dei Queen, al film che racconta la storia di Freddie Mercury, ma è anche Bohemian Rhapsody, una canzone che sta spopolando sul web nella sua versione in napoletano. Ben 2 milioni di visualizzazioni in 2 giorni soltanto e il numero continua a crescere. Il duo Ebanesis ci porta a scoprire la Bohemian Rhapsody in lingua napoletana. E che sta vita vera, o è solo una fantasia, sotto una frana, ti salva con una bugia, alza gli occhi e guarda sto cielo blu, l'anima sola, non voglio niente più, mi faccio portare a dove un mare senza città, aeroporto vienta, non mi porta niente più. E tu? Mamma, a già ci sono, miezano vega street, un colpo chiude terra morta, o ma già fossa agitata in terra tutta vita mia. Mamma, se non tornare mai, tu vantanza e non ti preoccupa, ma non che agnera più, sta senza pensiero. Che nombra un maronami, scaramush, ho ballato un fandango, lamba frezza e truona, un maga paura, Galileo, Figaro, magnifico, un'anima sola, nessuno mi pensa, ad un guaglione e buona famiglia, chiama scansata che sta mostruosità. Yamma ya fatto ma ne voglio che Bismillah no, non ti faccia fuori Bismillah, non ti faccia fuori Bismillah, non ti faccia fuori Non ti faccia fuori, non ti faccia fuori Falla fuori No, oh mamma mia, falla fuori Che bel zebù, te non riavo da guarda per me che stia vita vera, cosa sta a capire, io non voglio niente, non porta niente, più, a tu porto viento.
E quello che stiamo per ascoltare è un interessante cocktail di brani differenti. Si parte con la meravigliosa Amara Terra Mia, firmata dal più grande di tutti, Domenico Modugno, ma si continua con Terra Mia di Pino Daniele fino ad arrivare a Tierra, ma lo scopriremo insieme. Questo è il medley intitolato Terra del duo Ebanesis, qui a Vulcanici. Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amare bella. Com'è triste e come amara, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente possono fare. Si immagina agitata quelle poche libertà, questa terra, questa gente noi giorno manderà. Terra mia, com'è bella la pensare. Terra mia, com'è bella la guardare. E non ne avere, non essere mo stesso, tutti i giorni a bocca mia. Oggi è dritta, rimane sorda, e questa vita s'andava. E vecchia vanna rinda chiesa che corona pria, e a paura sta morte che non ci vuole assai. Terra mia, terra mia, tu ti chiedi libertà. Terra mia, imo terra libertà. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Viento en el olivar, viento en la sierra, rirari, rari, 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 rari. È uno dei brani più famosi dell'intera storia dello Zecchino d'Oro. Volevo un gatto nero, dice la canzone, ma in napoletano diventa Aiatta Nera, e loro sono il duo Ebanesis e ci raccontano cos'è questa Aiatta Nera. La, nu coccodrillo vero, nu vero alligatore, da città coda nera e l'essere a te. Ma i botti erano chiari, nu coccodrillo a te, e tu poi mi varrà una iatta nera a me. Voleva iatta nera, 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 tu me l'era taglianga con te non pazzecchio. Voleva iatta nera, 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 vista che si buciarrata, con te non pazzecchio. La 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 la, non era una giraffa da plastico di stoffa, ma un in carne d'ossa e l'essere a te. Ma i botti erano chiari, una giraffa a te, e tu poi mi varrà una iatta nera a me. Voleva iatta nera, 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 tu me l'era
bianca con te non pazzecchio. Voleva iatta nera, 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 visto che si buciarra da. Con te non pazzecchio, la 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 la. Un elefante indiano con tutto baldacchino, tenevi in giardina alla serata a te, ma i potti erano chiari, un elefante a te. E tu poi mi varrà una iatta nera a me, volevo un gatto nero, 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 tu me l'hai dato bianco ed io non ci sto più. Volevo un gatto nero, insomma nero bianco, ai attimo ma tengo e non ga niente a te. La 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 la.